benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Giarre è gravemente danneggiata la stazione da un ordigno fatto esplodere da un comando di rapinatori nel tentativo non riuscito di svaligiare la cassaforte della biglietteria automatica. A Palermo l'ultimo saluto ad Alessia, cattedrale affollatissima per la piccola tifosa rosanero. Fuori dalla chiesa, come vedete, il feretro accolto dai cori della curva e dalle bandiere della squadra. Commosso il calciatore Jacopo Segre, per il quale la bambina provava un affetto speciale. A Isola delle Femmine, nel pomeriggio, manifestazione contro il pizzo. Comune, commercianti e cittadini si rivoltano uniti contro il racket delle estorsioni. Un'iniziativa importante che supera paura e silenzio. Appello al Papa di Antonio Messina, il giovane di Piazza Armerina che per primo ha denunciato gli abusi subiti dall'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato ieri a 3 anni in via definitiva. La Chiesa, chiede Messina, prenda una posizione chiara a sostegno di chi vive drammi come il mio. Rivoluzione monopattini elettrici. Da domani dovranno essere muniti di targa. Andrà richiesta al portale dell'automobilista o alle agenzie di pratiche auto. Costo base 8,66, ma tra bolli e pratiche varie la spesa può arrivare fino a 35 euro. Arancino o arancina? Uno storico risolve il dilemma che divide la Sicilia, suggerendo il nome di Arancinu e ripercorrendo con il libro Il sole da mangiare le origini del principe dello street food. Calcio, clima playoff in casa Catania. L'entusiasmo dei tifosi è servito a dare la carica al gruppo di Toscano, pronto a sfidare il Lecco, primo avversario negli spareggi salvezza. Camarata, piccolo centro in provincia di Agrigento, sogna la promozione in Serie D. Al TG Sicilia la favola del Camarat, pronto ad affrontare i playoff nazionali. Bentrovati. A Giarre dunque un comando di rapinatori ha fatto esplodere nella notte un ordigno nella stazione ferroviaria tentando di svaligiare la cassaforte della biglietteria automatica. Il colpo è fallito, ma l'esplosione ha provocato gravi danni, sono inagibili biglietteria e sala d'attesa. Eva Spampinato. Un botto forte questa notte e ci siamo spaventati. Una bomba carta talmente potente da far tremare anche i palazzi non troppo vicini alla stazione e da far svegliare tutti nel cuore della notte a Giarre. Il letto ci è tremato, diciamo, niente di che, questo. Quindi siete stati svegliati dal botto e dal letto che tremava forte? Sì. A far esplodere l'ordigno artigianale un gruppo di banditi che volevano rubare i soldi contenuti all'interno della cassaforte della biglietteria automatizzata della stazione ferroviaria, ma non ci sono riusciti, il colpo è fallito e loro sono fuggiti. L'esplosione è venuta intorno alle 2 di notte quando la stazione era chiusa, rimane chiusa infatti da mezzanotte alle 4 del mattino, non c'era nessun ferito, ma i danni sono stati ingenti, oltre a quelli della biglietteria anche in questo locale adiacente. Questo è quello che hanno lasciato, devastazione e macerie, che questa mattina gli operai della stazione stavano già ripulendo mentre i treni continuavano regolarmente a circolare. E non è la prima volta che succede. Provarci a portarsi il terminale per i biglietti, quello sì, ci hanno provato, non è la prima volta che succede. Atti del genere non fanno altro che danneggiare la comunità. Ora per fare il biglietto non so se il bar è aperto, in caso mi faccio prestare l'app da qualche mio compagno. La Polfer sta setacciando i filmati di Piazza Mazzini e le immagini di videosorveglianza della stazione. A Palermo l'ultimo saluto ad Alessia, cattedrale stracolma per la piccola tifosa rosanero. Fuori dalla chiesa il feretro accolto dai cori della curva e dalle bandiere della squadra. Commosso il calciatore Jacopo Segre, per il quale la bambina provava un affetto speciale. Marco Gullà. Alessia vive, è il coro dei tifosi del Palermo che hanno accompagnato la piccola verso il suo ultimo viaggio.
È il giorno del dolore, delle lacrime, il giorno dei funerali di Alessia La Rosa, la guerriera, così era soprannominata, morta all'età di 8 anni, dopo aver lottato contro il cancro. Non è un addio, ma un arrivederci, dicono parenti e amici che hanno affollato la cattedrale tra lacrime e disperazione. Accanto alla piccola bara bianca ci sono la mamma Maria Concetta, il papà Giacomo e la sorella Giulia, presente anche tutto il Palermo, tra squadre e dirigenti, tra gli altri il giocatore che gli è stato più vicino, Jacopo Segre, che ha posto sul feretro la maglia della squadra. La mamma incrocia proprio il calciatore del Palermo e gli dice: sentiva il tuo nome, e gli brillavano gli occhi, era contenta. La messa è stata officiata da Don Vincenzo Talluto, parroco del Borgo Vecchio. La morte di una bambina non è una cosa comune, ha detto, non è una cosa che siamo abituati a vedere con frequenza. Infine, una lettera struggente che Alessia aveva scritto prima della sua scomparsa. Giulia, Christian, litigavamo sempre, ma vi voglio tanto bene. Vincenzo, avrei voluto dormire più spesso con te. Mamma, tu hai lottato sempre con me, avendo una grande forza. Papà, volevo sempre la mamma, ma nei momenti di fragilità sei e resterai sempre il mio papà. A Trapani è smantellata un'organizzazione che gestiva un vasto traffico di rifiuti ferrosi. 18 persone sono indagate. Laura Spanò. Operazioni di Polizia di Stato e Municipale nel rione Cappuccinelli a Trapani per smantellare un sistema illegale di gestione di rifiuti ferrosi. L'attività investigativa coordinata dalla DDA di Palermo ha accertato un articolato sistema di gestione illecita di materiale ferroso condotto in un'area pubblica di Trapani e presso un impianto del comune di Marsala. L'indagine avviata nel 2025 ha svelato un'attività imprenditoriale abusiva gestita da 2 trapanesi che attraverso i social pubblicizzavano il prezzario per la raccolta dei metalli. L'organizzazione si reggeva sulla collaborazione di altre 18 indagati che conferivano il materiale ai 2 capofila. I rifiuti poi venivano smaltiti in un'area pubblica a Trapani e in un impianto di Marsala gestito da una società specializzata nel settore. L'intervento ha portato al sequestro preventivo di 6 automezzi e diverse attrezzature industriali con perquisizioni estese tra Trapani e Marsala. A Catania i carabinieri hanno denunciato 2 pregiudicati per una spaccata notturna a una farmacia di Sant'Agata di Battiati. Le immagini che vedete mostrano la vetrata frantumata e uno dei ladri, si vedrà tra poco, che rovista tra i cassetti e poi fugge con un bottino di 200 euro. Eccolo qua. I militari sono risaliti ai 2 malviventi incrociando i filmati che mostravano in modo chiaro i loro volti e la targa del mezzo utilizzato. Isola delle Femmine, manifestazione oggi pomeriggio, intanto uno scooter con 2 uomini e il lancio di una bottiglia incendiaria. Un video documenta uno dei più recenti atti intimidatori, mentre amministrazione, commercianti e cittadini, come dicevamo, sono pronti a dire no al racket delle estorsioni nel corteo di oggi pomeriggio sul lungomare del comune che è stato colpito nelle ultime ore da 7 episodi di minacce. Roberta Lunghi. Dalle immagini di videosorveglianza il racconto di un atto intimidatorio. Sono le 4 della notte, strada deserta davanti il lido Miramare d'Isola delle Femmine. Si ferma uno scooter con 2 uomini a bordo. Uno scende, corre verso l'ingresso e lancia la bottiglia che contiene liquido infiammabile, poi scappa. Sarà una delle 7 ritrovate dai commercianti la mattina dopo. 6 lidi e un tabacchino. Il segno violento di un'azione che segna una continuità sospetta, ma assai probabile secondo gli investigatori, con gli episodi del 6 e 7 maggio a Sferracavallo. Le immagini acquisite dai carabinieri, oltre che utili alle indagini, sembrano anche poter rafforzare il moto di ribellione che si concretizzerà oggi con una manifestazione organizzata dal comune palermitano. Isola delle Femmine non si piega. Scendiamo in piazza per dire no al racket delle estorsioni. È l'appello forte per l'appuntamento di oggi alle 18:30 sul lungomare del paese, con partenza da Viale Marino in corrispondenza della prima spiaggia libera. Il segnale forte che gli esercenti di Isola, come spiega Alessandro Cilano di FIBA Confcommercio, hanno scelto di stare dalla parte dello Stato e della legalità.
Gli organizzatori invocano una risposta non solo dagli abitanti di Isola delle Femmine, ma anche dai cittadini palermitani dei paesi limitrofi che intendono manifestare a sostegno e difesa del territorio, senza colori politici, senza schieramenti, per ribadire che la comunità non intende piegarsi alla logica del pizzo. Piazza Armerina, parla Antonio Messina, il giovane che per primo ha denunciato gli abusi dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato ieri in via definitiva a 3 anni di carcere per violenza sessuale su minori. Messina ora lancia un nuovo appello al Papa. Gerry Italia. È definitiva la condanna a 3 anni di carcere per l'ormai ex sacerdote Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale su minori. La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, mettendo la parola fine a uno dei casi più discussi e delicati che hanno investito negli ultimi anni la diocesi di Piazza Armerina. Secondo l'accusa, l'ex prelato avrebbe abusato di giovani conosciuti nell'ambiente parrocchiale. Un'inchiesta partita dalle denunce di alcune vittime che negli anni ha acceso i riflettori non solo sugli abusi, ma anche sulle presunte resistenze e sui silenzi interni alla chiesa locale. A Roma era presente con la famiglia anche Antonio Messina, la vittima che per prima denunciò gli abusi attribuiti a Rugolo. Dopo la decisione della Cassazione, Messina ha chiesto ancora una volta una presa di posizione chiara da parte della Chiesa. Io mi auguro adesso che con questa condanna anche la Chiesa prenda una posizione chiara, netta, non si lasci a mezze misure e dia una risposta a me e a tanti ragazzi che come me hanno denunciato altri casi, dato che la Chiesa continua a non rispondermi, e quindi mi appello ancora una volta anche a Papa Leone. Intanto resta aperto un altro fronte giudiziario legato alla vicenda. È stata infatti rinviata all'8 ottobre l'udienza prevista ieri al Tribunale di Enna nei confronti del vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e del vicario giudiziale Vincenzo Murgano. Entrambi sono imputati con l'accusa di falsa testimonianza proprio nell'ambito del processo a Don Rugolo, un procedimento che continua a tenere alta l'attenzione su eventuali coperture e omissioni all'interno della diocesi, mentre la sentenza definitiva della Cassazione segna oggi un punto decisivo nella lunga battaglia giudiziaria delle vittime. Avviata anche a Catania, come in numerose altre città, la campagna della CGIL di una raccolta firme a sostegno di 2 proposte di legge di iniziativa popolare su sanità pubblica e sistemi degli appalti. La proposta punta a rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, aumentare il finanziamento pubblico, superare il tetto alla spesa per il personale e investire sulle assunzioni stabili. Sul versante degli appalti, il segretario De Caudo denuncia una gara permanente al massimo ribasso pagata da chi lavora. Da domani saranno allestiti banchetti per la raccolta delle firme del sindacato. Ti aspetto a casa. L'azienda sanitaria di Ragusa avvia il sostegno a domicilio per neomamme e neonati. Un servizio pensato per accompagnare i genitori prima e dopo il parto. Veronica Barbarino. Diventare genitori è una delle esperienze più intense della vita, ma anche una delle più complesse, soprattutto nei primi giorni dopo il parto, dove dubbi e paure mettono in difficoltà la famiglia. Per questo l'ASP di Ragusa ha lanciato Ti aspetto a casa, un progetto innovativo che dà supporto ai neogenitori direttamente nella loro abitazione. La home visiting offre assistenza domiciliare alle famiglie indigenti per dare sostegno emotivo e psicologico ai neogenitori, supporto sociale e orientamento ai servizi del territorio e soprattutto sostegno all'allattamento al seno. A contatto con i neogenitori un'equipe composta da ostetrica, infermiera, psicologa e assistente sociale per un aiuto concreto, non solo sanitario ma anche emotivo e sociale. Per accedere al progetto basta rivolgersi ai consultori dell'ASP, alle 3 divisioni di ostetricia dell'ASP di Ragusa, nonché le pediatrie, ma anche ai servizi sociali comunali. Rivoluzione monopattini elettrici. Da domani scatta anche per loro l'obbligo di targa. Vediamo quali saranno i costi, come fare per ottenere il targhino, come già lo chiamano, e quali sono le sanzioni. Francesco Triolo.
Scatta la stretta sui monopattini elettrici. Da domani entra infatti in vigore l'obbligo di targa identificativa per tutti i mezzi privati che circolano in Italia. Il nuovo targhino sarà un adesivo plastificato e non rimovibile collegato direttamente al proprietario e non al monopattino. Dovrà essere applicato sul parafango posteriore oppure sul piantone dello sterzo. Per ottenerlo bisognerà fare richiesta tramite il portale dell'automobilista o attraverso le agenzie di pratiche auto. Il costo base del contrassegno è di circa 8,66 euro, ma tra bolli e pratiche la spesa può arrivare fino a 35 euro e anche oltre se ci si affida ad intermediari. Viene inoltre istituita una piattaforma telematica nazionale gestita dal Centro di Elaborazione Dati della Motorizzazione che rappresenterà l'unico canale per tutte le operazioni relative ai monopattini elettrici. Chi verrà fermato senza targa rischia multe da 100 a 400 euro. Dal 16 luglio poi scatterà inoltre anche l'obbligo di assicurazione RC. Le nuove regole fanno discutere sui social e nei forum online. Molti utenti parlano di costi eccessivi e difficoltà burocratiche, mentre altri chiedono controlli più severi per aumentare la sicurezza stradale. E poi ci sono i ritardi che rischiano di penalizzare i cittadini. Anche chi ha presentato la domanda nei giorni scorsi non è detto che riceverà il targhino in tempo utile. Teatro adesso, e se un'app prendesse il posto dell'uomo? È il dilemma affrontato in Condominio Mon Amour, andato in scena al Sipario Blu di Catania. Protagonisti Giacomo Poretti e Daniela Cristofori, compagni sul palcoscenico e nella vita. Desiree Ferrito. Sì, fai il custode. Essere licenziati e sostituiti da un robot o da un'app. È quello che succede ad Angelo, interpretato da Giacomo Poretti in Condominio Mon Amour, dove lui, storico portinaio di un elegante palazzo della Milano Bene, viene liquidato dalla tecnologia. A comunicarglielo Caterina, una spietata tagliatrice di teste, interpretata dall'attrice Daniela Cristofori, compagna sulla scena e nella vita. Litigare sul palco e il teatro aiuta a fare questa cosa, ma al di là dei litigi, per me è una cosa bellissima lavorare a questi progetti teatrali con Daniela, con mia moglie, è bellissimo. Un duello serrato e divertentissimo tra essere umano e tecnologia, empatia e algoritmi, vecchio e nuovo mondo. Chi è più tecnologico dei due? Allora, lui ci prova, si applica perché Giacomo è molto testardo, quando vuole una cosa non c'è verso e quindi alla fine ce la fa. Uno scambio continuo di ironia e complicità che conquista il pubblico, affrontando però un tema attualissimo. La tecnologia, l'intelligenza artificiale rischia di far estinguere certe professioni. È un ritmo abbastanza infernale dove si ride ma si riflette anche tanto. C'è anche un tema di questa donna, Caterina Dolorosi, che vive tra famiglia, ha un figlio, quindi è stretta anche lei da questo meccanismo che la sta un po' mangiando. Lo spettacolo si inserisce nella rassegna teatrale della Fondazione Venturino, Il tuo volto come una profezia, un percorso che mette al centro proprio il valore dell'incontro umano e della relazione. Un filo rosso perfetto per una storia che dietro la comicità ci ricorda quanto nessuna app possa davvero sostituire una vera relazione. A casa chi ha l'ultima parola? Indovini. Non tocca a me dirlo. Allora, vista l'ora, è opportuno tornare a riporsi la domanda: arancino o arancina? Uno storico ha risolto il dilemma che divide la Sicilia ripercorrendo con il suo libro Il sole da mangiare le origini del principe dello street food. Lorena Dolci. Mia nonna che mi diceva: chi sto solo che si mangia il sole, perché era una forma sferica. Sfera dorata, una piccola arancia, ma anche pomo della discordia fra le due parti dell'isola, che rivendicano gli arancini e le arancine. Al principe dello street food, Calogero Matina, docente di enogastronomia, ha dedicato questo libro, Il sole da mangiare, edito dalla Confraternita dell'Arancinu, che racconta storie e curiosità di un'eccellenza siciliana, cibo ma non solo. L'arancino è proprio il simbolo della stratificazione di tutti i popoli che in qualche modo si sono succeduti nei secoli. Il riso per fare gli arancini, l'arancino ci vuole forza lo zafferano, così ci hanno insegnato gli arabi. La divisione si ripropone anche nel condimento.
Nella cucina palermitana utilizzano il capuliato, il tritato e per lo più non utilizzano tantissimo la salsa di pomodoro, non utilizzano formaggi. Noi invece qua nel catanese utilizziamo i pezzettoni di caciocavallo, la carne aggrassata, sfilacciata e col sugo. A parte i grandi classici, arancino al sugo o al burro, oggi ce ne sono di tutti i gusti, ma il ripieno dell'origine è quello che non ti aspetti. Se dovessi proporre un arancino storico, proporrei un arancino con un cuore di ricotta. Il segreto per una crosta perfetta? Noi utilizziamo della farina di riso per fare la pastella e poi utilizziamo della mollica di pane, possibilmente se di pane di semola. Quella crosta che crea il giusto equilibrio fra consistenza e gusto, frutto di materie prime di qualità, fra tutte il riso. Nella Sicilia dell'Ottocento, ricca di corsi d'acqua, non mancavano le risaie. Poi la diffusione della malaria e la strage di contadini portò alla chiusura per legge. Nel frattempo il dizionario Biondi aveva codificato il termine che risolve la questione con la pronuncia alla siciliana. E troviamo il lemma arancino, singolare maschile del diminutivo di arancio, e dicesi fra noi una vivanda dolce di riso fatta alla forma della mela arancia, arancino. Evviva, buon appetito allora, arancino, poi quello alla ricotta è una novità assoluta. Tra poco il calcio, breve pausa, ci sarà il Catania sempre più vicino alla sfida playoff contro il Lecco e da Cammarata il sogno del Camarat che punta alla Serie D. State con noi. Calcio, il Catania entra in clima playoff e dopo il pieno di entusiasmo di ieri pomeriggio a Massimino adesso la concentrazione è tutta per la partita di domenica sera a Lecco per la gara d'andata. Francesco Triolo. Eccolo, il clima playoff, un assaggio di quelli che fanno impressione, quello di ieri pomeriggio al Massimino, ma che fa capire quanto siano alte pressioni e aspettative. E lo striscione al centro della tribuna B lo testimoniava bene. Attenzione, tutta rivolta alla partita d'andata dei playoff nazionali di domenica sera. L'avversario, il Lecco, rappresenta il primo ostacolo contro il Santa Venerina. Toscana ha provato quello che potrebbe essere lo schieramento iniziale, con Dini in porta, Gherardi, Miceli e Pieraccini in difesa, Raimo, Quaini, Di Tacchi e Celli in mediana, Bruzzanini e Cicerelli alle spalle di Forte. 10 i gol finali, ma soprattutto un pieno di fiducia per tutti, anche per Caturano che ha realizzato una tripletta e che ha giocato nella ripresa, dove Toscano ha dato spazio a tutti i rientranti dall'infermeria, compresi Beters e Allegretto, per i quali sono già iniziate le trattative per il rinnovo del contratto. E allora da oggi attenzione tutti a Lecco, quarta classificata del girone A, reduce da 2 turni superati, 2-1 alla Gian Erminio e doppio pareggio per 1-1 contro la Pianese, con qualificazione in extremis grazie a un rigore a tempo scaduto di Scipos, 12 gol stagionali, uno degli ex del Catania squadra, insieme al portiere Furlani, in grande evidenza in questi spareggi e decisivo nella gara di mercoledì sera, e il centrocampista Zanellato. Insomma, vantaggio dei 2 risultati, ritorno in casa di un Massimino che si preannuncia già stracolmo, ma attenzione alta, il cammino del Catania inizia adesso. E 16 anni dopo un piccolo paese dell'Agrigentino torna a sognare il grande calcio. È la favola del Camarat che accende l'entusiasmo di un'intera comunità. Oggi i playoff nazionali per inseguire la Serie D. Davide Sardo. C'è un paese intero che sogna. A Cammarata, tra le montagne dell'Agrigentino, il calcio torna a scrivere una pagina che sa di favola. A distanza di 16 anni, il Camarat ritenta la scalata al calcio professionistico. Una stagione sorprendente, nata senza i favori del pronostico e trasformata in impresa. Oggi è realtà playoff nazionali per la Serie D. Sono molto contento perché in questi 6 mesi abbiamo fatto delle buone cose. Dal primo giorno che sono arrivati i ragazzi mi hanno dato tutto dal primo giorno, si sono sempre impegnati in allenamento. Non è solo calcio, è identità, appartenenza, riscatto sociale. Un intero paese di circa 6.000 abitanti si stringe attorno alla squadra, vivendola come un patrimonio collettivo. Noi a dicembre eravamo, mi sembra, quintultimi, avevamo 20 punti e poi in 15, in 16 partite abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Tra i protagonisti anche il bomber del campionato di eccellenza e una rosa che mescola esperienza e sogni. È stata una stagione molto felice. Un
un po' complicata all'inizio perché era un'esperienza nuova che mai ho giocato questa categoria dell'eccellenza. E la società con il suo dirigente parla di un progetto che va oltre il campo. Pensiamo partita dopo partita, quello che ci dà il campo ci prendiamo. Beh, davvero in bocca al lupo, noi ci fermiamo qui, grazie per averci ascoltato e poi l'appuntamento come al solito è per le 20. Buon pomeriggio.